Buonasera sedaducie, ben chiatassa Gnovis. Lo han chiatate muarte sotto dal crodon di Giaf. Giovanni Anziutti, l'esperto alpinista originario di Fordisore, che non era più tornato dopo partire di chiesa per una chiaminade. L'uomo di 71 anni, all'era la tfu dalla sua chiesa Fordisore, diretta a una degli storatis che sono parsore dalla fosse Scodavacca sulis Dolomitis Furlanis. Ad all'allarme all'era stato il tal dopo di miesdì torlissis, dopo che non lo aveva veduta tornare. Il quarto lo ha chiatato e di mattine. Anziutti, conosciute e onevore stimati in chiarnie, all'era presidente di ASCA, l'associazione che organizza il premi letterari Leggi Montagna, e all'era anche consigliere dal CAI di Fordisore. Un cittadino sloveno di Vinche Bottains per ai domiciliari è stato arrestato dai carabinieri per evasione e violenza sessuale ad am di dos giovani forestis di Vinchiains in vacanze a Trieste. La roba ieri è succeduta venerdì passato. Lì dos turisti sarebbero conosciuti il giovane in centri intanto che faceva feste per il suo compleanno e dopo ieri in ladis da con altre int fino a chiesa so dove che consumato alcolici e droghi. Via Palagnotte, il cittadino sloveno aveva approfittato dagli dos in momenti differenti. Tutti i dos possono essere schiampati, sclamanti, soccorsi. Sono arrivati i carabinieri e le dos femmine sono stati smenati in ospedale. La collaborazione tra il governo nazionale e la regione per rinforzare le attività di contrasto all'immigrazione clandestina è stato argomento dall'incontro di mattina a Trieste tra il governatore Fedriga e il sottosegretario di Stato all'Interni. Gli altri argomenti discututi, la necessità di tornare a vergili riammissioni, la questione dei frutti foresti non accompagnati, l'uso di imprese elettroniche di alta qualità per controllare il territorio e il potenziamento dagli spattugli misclati Italia-Slovenia. In Friuli Venezia Giulia su 10.215 tamponi sfazze sono saltati fuori 150 casi positive al Covid e sono stati anche 2 morti. Un uomo di 84 anni e una femmina di 86 che erano stati a Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva a Calinga, 11 invece i pazienti ricoverati di altri reparti sono calati a 40 volte. L'hanno passato il Covid che sta un polmonite che hanno il sedi destin che il presidente del Parlamento europeo David Sassoli arrivi a Vigninta e Lux dalla tragedia dal Vajont. La sua visita è ieri in programma per il 1 di ottobre ma qualche dice che il Presidente dell'Europarlamento ha ricoverati in ospedale. Per cui non sono stati scancellati impegni o iniziative già assegnati in agenda. La visita a Vajont e a Nerte Casse resta dunque anche ferme, ma si spiega di sapere che succederà. La questione dalla denominazione dal vin Prosec, minacciata dalla domanda dai Cravoaz di tutelare il Prosec dalla Dalmazia, è stata discututa di mattina dal presidente del Consiglio regionale Furlan, Piero Mauro Zanin, in un colloquio privato con Apostolo Stizi Costas, presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Zanin ha pandù la speranza che le regioni e le comunità locali si tirano dentro di più discussioni di queste sorte, perché i stati nazionali non sempre arrivano a capire l'importanza di argomenti che toccano di ogni aspetto simbolico e interesse economico di ogni popolazione. Ma si intince che l'ha detta in merito il presidente Zanin. Non può essere che il Tokai abbia perduto il nome perché è un paese Tokai in Ungheria. E come per il Prosec, abbiamo il paese qui in Friuli, però non abbiamo lo stesso per darlo a che altri paesi. Bisogna che sia una linea. Io già mesi fa ho ponuto il problema. E come io che tanti si stanno pensando su che robe qui, io credo che bisogna partire di zero e bisogna in qualche modo chiattare. E io credo che le comunità regionali acchiattino una soluzione più dai stati che magari hanno confronti, dibattiti più a livello di altri motivi. Fra le regioni si chiatta invece una soluzione, si può chiattare una soluzione che al tendon di educhi.
il fatto che il Friuli ha un vitigno toccai dal 1600, non si capisce perché non lo può il vin che viene fuori di che UE non si può chiamare toccai, le stesse robe sul Prosecco, vin Prosecco, vin le zone, e non si capisce perché un altri con un vin di Viarsa di avere lo stesso no. Bisogna che si intassi a un tavolo, io credo che le autorità locali hanno la possibilità di chiamare una soluzione che attenga gli educhi e dia soddisfazione a tutti. E travies di Novis, il presidente del comitato delle regioni Zizi Costa sarà mandato un saluto ai Furlans. Mandi ai Furlans. Un dai fiez dal Covid alle che sono caladis fuart, anche dal Friuli Vignese Giulia, lis donazions da urdice che la potuto dell'Associazione dei Donatori di Medole. A sono tanti persone che ogni anno in Italia hanno bisogno di traplant, ma magari così come 1 su 100.000 è che giuste. I fiez dalla pandemia si sono sintuzi anche che stanno, con una diminuzione dal 50% dei news potenziali iscritti ai registri dai donadors. Anche per cambiare ande, fino ai 9 di ottobre, torna agli splacis la campagna di sensibilizzazione Match It Now di Atmo. Più spazi per i botteghi di prossimità al verde e alle zone residenziali. Il comune di Udin ha tirato via passe 40.000 metri quadrati che erano destinati ai centri commerciali. Nos infevele il sindaco Fontanini. Abbiamo deciso di diminuire le aree destinate ai grandi centri commerciali. In pratica abbiamo tagliato 40.000 metri quadri di superficie qui a Udin, in 2 zone, che sono via Gabelli e via Forze Armate, per diminuire in pratica ciò che era stato destinato dal piano regolatore di fare dai centri commerciali. Perché credo che va tutelare il commercio, i piccoli negozi, i commercianti che fanno parte anche chi in realtà in Piazza San Jacopo di che è la storia delle città di Udine, anche di piccoli negozi. Perché centri commerciali non vincono già tanti e quindi non è il caso di continuare su queste strade, ecco perché ho vinto di una bande trasformate in zone agricole e un'altra ho vinto trasformate in zone residenziali per fattiasis, quindi manco il vonde centri commerciali ma c'è di tutelare i negozi e fa altri robis. Importante scovierte dall'Università di Udine la campagna di Schiavsa e in Grecia sugli isolmi della storia di Micene, studenti furlans, coordinati di Elisabetta Borgna, hanno inchiatato 3 spadis miceneis in tombis di livello umile. Dall'Iliade di Omere e a sclarire la professore Borgna si conta che l'Agamennone, re di Micene, aveva guidato 100 navi plenis di soldati a Troie che qualchiduna di loro veniva dalla zona di Egion. La roba cominciata dunque non fa capire che la forza di Micene arrivava par da bon fin culì. Presentasse di mattina a Udine, dalla sede della regione, vince vot cartellons teatrali che si riferiscono all'ente regionale teatrale del Friuli Vignese Giulia. Sono 195 le giornate di recitazione, 170 di questi sono dedicati alla prosa e 11 alla danza e 14 alla musica. Sintim il presidente dall'ERT, Sergio Cuzzi. Presidente Sergio Cuzzi, qualche novità di che il cartellon NUF che si presenta a voi? Ma per non la novità io potrei tornare a cominciare, è veramente una soddisfazione unica voi potete chiamare in davanti e avere un programma che coprirci i prossimi mesi fino in primavera. La stagione è semplicemente una buona stagione, nel senso che non si può sbassare il livello. Quindi nonostante i problemi, nonostante le spese, nonostante il distanziamento, la ente che magari è intimo po', tutto ciò che si vuole, ma il livello deve essere garantito. Quindi la tradizione dall'ERT continua a presentare spettacoli a livello nazionale di livello di qualità. E per Usgnot alle dutte mandi a rivio di sia domani.